Riflettori puntati sulla casa di Leonardo Sciascia, da giorni balzata agli onori della cronaca perché a rischio vendita da parte dei proprietari, una questione sulla quale numerosi cultori della storicità e del valore culturale che ha l'immobile, tra cui l'ex sindaco di Racalmuto Enzo Sardo, il quale ha anche scritto al presidente della regione Rosario Crocetta e l'assessore ai beni culturali Pina Infurna, hanno voluto porre l'attenzione perché a loro dire improponibile. A tal proposito il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale, Benito Infurnari, ha convocato per lunedì 4 agosto alle 10:30 nell'aula Giglia del Palazzo della Provincia una conferenza di servizio per stringere l'obiettivo proprio sulla questione, la messa in vendita della casa di famiglia di Leonardo Sciascia a Racalmuto, dove l'autore ha vissuto da ragazzo iniziando la sua attività di scrittore. Infurnari, che si è già rivolto al governo siciliano e ha invitato all'incontro tutti i sindaci dei 43 comuni della provincia affinché si trovi una soluzione condivisa. Ritengo, aggiunge il commissario Infurnari, che la comunità provinciale non possa permettere che tale patrimonio morale e culturale venga disperso. Anzi, abbia il dovere di custodire e valorizzare questo immobile per consegnarlo alle nuove generazioni a memoria del messaggio culturale e civile che da esso è partito. È mio auspicio infatti che la casa di Leonardo Sciascia possa essere trasformato in una sorta di museo nel quale custodire tutte le testimonianze di vita umana ed artistica di un illustre personaggio contemporaneo che tanto ha dato alla vita culturale del nostro paese e che ha testimoniato con impegno e sacrificio civile e politico l'anelito al riscatto della nostra terra. Le note difficoltà economiche in cui versano le ex province, purtroppo, ha concluso Infurnari, non consentono allo stato attuale di intervenire in direzione di un'acquisizione dell'immobile al patrimonio di questo ente.